Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e ben trovati a questo nostro appuntamento straordinario con l'attualità musicale. Quest'oggi abbiamo due graditi ospiti in studio, la cantante Letizia Calandra e Francesco Cera, che sono venuti a presentarci la loro ultima fatica discografica, un disco dedicato a Villanella Napoletana. Iniziamo subito con Francesco Cera, che è una persona che ha bisogno, tra l'altro già stato nostro ospite in passato, era venuto a presentarci dei suoi dischi, cembalista, organista e direttore. Com'è nata innanzitutto l'idea di questo disco e che cosa sono le Villanelle Napoletane? Sì, dunque l'idea è nata dalla frequentazione musicale con Letizia Calandra, che ha visto altri progetti, le Dame di Ferrara, la musica delle fine del Cinquecento, per voci femminili, oppure ci siamo poi incontrati facendo delle villanelle napoletane, voce cembalo, voce spinetta in passato, e mi piaceva molto l'approccio di Letizia, che è molto fresco, molto vivo, senza la voce impostata da soprano lirico, ma una voce molto naturale, con una bellezza naturale. E al di là della bellezza della voce, io trovo in Letizia un approfondimento della lettura di un brano, cioè entra veramente nel senso del testo e lo racconta. Infatti queste villanelle, adesso vengo alla seconda domanda, nacquero nei primi del Cinquecento. 1537 fu la prima stampa di Villanelle alla Napolitana, di autori anonimi. Sono, diciamo, sono intanto in dialetto napoletano, sono testi poetici chiaramente, tutti sull'amore, visto in modo però popolaresco, quindi con anche qualche ammiccamento, sull'amore anche non proprio platonico, però detto in modo un po' come la poesia popolaresca, no? Che non dice le cose in modo diretto, ma attraverso delle figure. Allora si parla delle bellezze femminili, ma si parla di frutti, o dei frutti di un giardino, come uno dei primi brani del CD. E ecco, in Letizia ho trovato la capacità di interpretare questi testi, che in realtà hanno musica molto semplice, geniale, musica semplice ma incredibile, una volta che ti entra nell'orecchio non va via più, però appunto rinnovando di strofa in strofa l'approccio interpretativo in modo comunicativo sicuramente. Quindi musica praticamente, diciamo così, borderline tra il colto e il popolare. Sì, volutamente, già dall'epoca, certo. Ebbe un tale successo che si diffuse in tutta Europa, quindi abbiamo anche compositori stranieri, fiamminghi, che hanno composto nello stile delle villanelle, e tra questi, e lo abbiamo incluso, il geniale Orlando Di Lasso, che comunque viene in Italia fin da ragazzo, e quindi conosce Napoli, conosce la Sicilia, e viene attratto, no, da questa realtà musicale popolaresca, e a modo suo, in modo geniale, tira fuori dei gioielli.
Ecco, allora passiamo la parola invece a Letizia Calandra. Appunto, come ha accennato Francesco adesso, tu sei una cantante che ha cantato in questo disco utilizzando un timbro particolare. In realtà provieni da una formazione assolutamente accademica perché sei una soprano. Quali sono state le difficoltà nell'affrontare, ecco, un repertorio del genere con un'impostazione vocale del genere? Ma difficoltà nessuna, devo dire, perché io sono anni che tento questo approccio, cioè abbandono un po' le vesti della cantante lirica con l'impostazione vocale lirica e scelgo di interpretare la canzone napoletana classica e anche le villanelle o anche la musica da camera con una voce piuttosto naturale, anche abbassando le tonalità per non rovinare, diciamo, quello che il colore e il timbro di una voce naturale non impostata possono dare di più, secondo me, possono servire meglio certe melodie, certe canzoni, soprattutto certi testi. E quindi a volte abbasso anche la tonalità dei brani e affido alla timbrica, al colore, alla dizione, diciamo, la mia scelta interpretativa, soprattutto questo. In parte un pochino mi hai risposto, ma volevo sapere, in brani così apparentemente semplici, Sì. però scritti comunque da autori, per la maggior parte autori colti, quali sono le difficoltà che si possono incontrare? Perché magari è facile scadere nel banale con musica del genere, invece per riuscire a far emergere le peculiarità di questa musica. Allora, intanto bisogna fare molta attenzione a non essere mai banali e anche non cadere nella volgarità, nel grottesco, perché in questi casi ci sono dei testi anche molto espliciti e quindi io a volte cerco di utilizzare la voce come se fosse uno strumento, mantenendola il più possibile pulita, ma mettendo calore, lavorando soprattutto col timbro e con i colori in certe melodie. Poi ci sono le villanelle di Falconieri che rispetto a quelle di autori anonimi hanno delle difficoltà tecniche un po' superiori perché comunque la tessitura è alta, comunque serve una formazione, una tecnica di un certo tipo. La tecnica del soprano mi ha sicuramente aiutato anche per interpretare questo tipo di villanelle, ma controllando sempre l'emissione vocale, cioè non esagerando mai con il vibrato, mantenendo la voce a volte quasi sussurrata, quasi parlata, a volte cantandola di più, a volte caricando di più certe frasi, trovando una tavolozza di sfumature, di colori che potessero comunque aiutare a rendere e a raccontare queste storie, perché poi ecco l'importante è questo, le villanelle sono delle storie che vengono raccontate. C'è la villanella della scenata di gelosia, c'è la villanella d'amore, ci sono questi messaggeri d'amore che a volte sono degli animali, c'è tipo la villanella della tu sai che è la cornacchia, insomma veramente solo a Napoli poteva nascere, poteva fiorire un genere così originale, così particolare, così divertente e così geniale. E passiamo adesso magari invece alla realizzazione pratica proprio di questa musica, perché immagino che è musica anche dal punto di vista strutturale, della scrittura, diciamo così, abbastanza scarna. Ecco, qual è stata la scelta che hai fatto appunto, per la realizzazione strumentale soprattutto? Certo, innanzitutto ho fatto un lavoro di ricerca sulle edizioni originali, ho trovato anche riproduzioni proprio delle edizioni del Cinquecento in modo da avere il testo autentico. E la villanella è scritta praticamente sempre a tre voci, a tre linee, ognuna col testo. Però sappiamo da varie fonti documentarie che la villanella e per esempio altri generi, il primo madrigale, queste villotte, insomma, il genere vocale del primo Cinquecento era sì a tre linee vocali, a tre linee col testo, ma la prassi del tempo era quella di affidare solo al superiore, alla linea superiore, la voce, mentre le altre due inferiori erano affidate a strumenti, il più delle volte. Quindi la nostra scelta è quella di affidare alla voce di Letizia la parte superiore e giocare con gli strumenti le parti inferiori o anche la parte superiore in unisono con la voce.